Il gruppo Folchi Spizzicusi, scuderia De Pasquale, scuderia Conti provenienti dalla provincia di Catania, da Adrano precisamente. E già da qualche anno siamo lieti di riportare questa tradizione in giro per la provincia di Messina. Abbiamo già partecipato a diversi eventi anche qui in provincia, per quella che è la riscoperta della tradizione siciliana del carretto e la cultura del cavallo. Questo è un carretto siciliano decorato presso un maestro di Barrafranca che, se può inquadrare, va a raffigurare tutte le imprese dei pupi siciliani, l'opera dei pupi, no? Angelica, Orlando, alla corte, come puoi vedere. Presso la scuderia di De Pasquale abbiamo anche altri carretti, di cui per esempio un altro ha le raffigurazioni della Natività. Insomma, tutto quello che sono dei temi religiosi prettamente con una decorazione siciliana. Allora, lui è Nino, è un Percheron di 6 anni, è uno dei migliori cavalli per la traina del carretto siciliano. E già anche lui ha fatto esperienza in giro per la Sicilia trainando appunto i carretti della scuderia De Pasquale, uno dei migliori cavalli da tiro e da traino. Noi siamo la scuderia Fratelli Conti che veniamo di Adrano e oggi rappresentiamo i nostri carretti siciliani nel nostro museo. Come ben potete vedere è un carretto che risale dai nostri nonni a di più di 100 anni. E siamo qua e giriamo tutta la Sicilia noi, i fratelli. Il carro, questo nasce da Adrano, fatto dal nonno di mio nonno, e viene risalito sempre dalla famiglia. Questo carro è stato sempre nella nostra famiglia. Questo è stato decorato tutto a mano, è stato scolpito a Belpasso e la decorazione è stata fatta a Paternò. Da quanti anni è che vi occupate di questi carri? Noi da sempre, da piccoli, eravamo con il nonno, andavamo dietro al nonno e fino ad ora siamo qua. Io ora ho 50 anni e quindi immagina che siamo di tradizione in tradizione. La passione l'abbiamo noi nel sangue, non è che non abbiamo una passione, l'abbiamo nel sangue, il carretto siciliano, i cavalli da tiro, l'abbiamo avuto sempre nel sangue. Questo cavallo si chiama Fulmine, questo è il mio gioiellino. Ci sono le mosche che mi disturbano a me ma a lui no. Quanti anni ha? 5 anni, ha fatto 5 anni ora il cavallino. Questo è un buon cavallo, un saggio cavallo. Vero o no? Eh? Questo carro è stato sempre costruito a Belpasso da Alfio Polverenti. Il pittore è il grande maestro Di Mauro. Come ben puoi vedere, questo è un carro con vera pittura, con della pittura che ci sono centinaia e centinaia di personaggi. È un carro da favola, non è un carro che si vede tutti i giorni. Questo è stato fatto nel 94. Il carro è stato fatto nel 90, la pittura è stata fatta nel 94. Come ben puoi vedere è un esemplare quasi unico. Questo è sempre dei Fratelli Conti. Il retro raffigura, sopra abbiamo i paladini di Francia e sotto abbiamo una chiave di carretto e una meraviglia.
e poi ti faccio vedere, ti faccio notare un'altra cosa. Siccome questo carro è stato fatto dal maestro Di Mauro e lui si è voluto fotografare nel fondo del carretto. Questo è il grande maestro qua. Ecco, vi presento ora qua il nostro giovane della scuderia, Elevante, 3 anni, un altro bambolotto, un altro super bravo cavallo. Vero o no, Elevante? Diglielo che sei bravissimo anche tu. Il zoccolo si ricura mio nipote e va facendo delle decorazioni, io non so che passione. E ce l'ha nel sangue, non lo sa anche lui. Come ben per vedere, gli mette il brillantino, gli mette il lucido. Questa ogni manifestazione che facciamo lui se lo cura prima che lo attacchiamo e ti dice. E vabbè, e questa è la nostra passione, la nostra vita. Orgoglio c'è. Tantissimo, tantissimo. Orgoglio, emozioni e un po' di tutto. Ecco, ti ho detto che ti facevo vedere tutto completo e penso che una brutta figura non ne possiamo fare. Come ben per vedere, ti faccio vedere anche a mio nipote il nostro futuro carrettiere. Andiamo sempre da generazione in generazione. Il nostro carretto, quello è il mio figlio, è sempre ancora un ragazzino che cerchiamo di imparargli un po' il mestiere. Questa è la nostra soddisfazione.